Una bruttissima storia di violenza reiterata fra le mura domestiche, calci e schiaffi, pugni e offese irripetibili, minacce. L'orrore vissuto da una donna madre di 4 figli, all'epoca dei fatti tutti minorenni, ai quali non è stato risparmiato nulla da un padre marito, padrone, che agiva anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche e che ora, con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 13 novembre scorso, diventata definitiva il 22 aprile per inammissibilità del ricorso dichiarato dalla Corte di Cassazione, dovrà scontare 3 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati. La notifica dell'ordine di carcerazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Belluno nel carcere di Torino, dove l'uomo da qualche tempo è rinchiuso per reati legati al traffico di stupefacenti. La vicenda e le indagini dei carabinieri di Belluno risalgono al mese di maggio del 2017, quando l'istituto superiore frequentato da uno dei figli del pregiudicato segnalò d'essere a conoscenza di una situazione familiare anomala. Subito nei confronti dell'uomo venne emessa la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e ciò consentì ai militari dell'Arma di ricostruire la sequela di violenze che si rivelarono utili al rinvio a giudizio in seguito al processo, il cui impianto è stato confermato in appello. Per la donna e i suoi 4 figli la fine di un incubo.